Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario parliamo di economia. Sabato 3 gennaio prenderanno il via i saldi di fine stagione invernali 2026, il primo appuntamento promozionale dell'anno e il più atteso e amato dai consumatori. Il 92% è interessato ad approfittare degli sconti, mentre solo l'8% esclude acquisti. E il negozio fisico resta il perno dell'esperienza a saldi per l'87%. Tra chi ha già fissato un budget, la spesa media prevista è di 292 euro circa a persona, ma la mediana ci indica che 1 su 2 spenderà 200 euro o meno, un divario che dice molto su come si distribuiscono gli acquisti. Alvise Cagniello, direttore di Confesercenti Metropolitana Venezia e Rovigo, commenta: necessario tutelare i saldi e rivedere le regole sulle promozioni. Tra anticipazioni e formule di presaldo, il rischio di svuotare l'evento e penalizzare chi rispetta le norme, mettendo in difficoltà il pluralismo della rete commerciale. E sempre a proposito di saldi invernali, come ricorda la Diconsum Venezia, l'acquisto in saldo può essere vantaggioso a patto che si rispettino delle regole. Intanto la trasparenza del prezzo, fa sapere la presidente di Adiconsum Venezia, Jacqueline Temporin Gruer, che deve essere esposto quello originale, la percentuale di sconto e il costo finale. Tali indicazioni sono vincolanti. Inoltre i prodotti in saldo devono essere chiaramente distinti da quelli non scontati. Il nostro consiglio è di controllare prima e comprare dopo, non lasciarsi sedurre da sconti elevati se non si ha reale bisogno dell'articolo. Meglio fare una lista prima di uscire. In caso di cambio difetti del prodotto, continua Temporin Gruer, la permuta è facoltativa, salvo che il prodotto non sia difettoso o non conforme. In tal caso si ha diritto alla riparazione, sostituzione, riduzione o rimborso. Cambiamo argomento. Con lo stanziamento di ulteriori 51,87 milioni di euro dal Fondo Nazionale Trasporti, la Regione conferma il forte impegno nel garantire la qualità e continuità del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione lagunare. Il nostro obiettivo resta tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini veneti e rispondere con puntualità alle esigenze di collegamento del territorio. Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti e mobilità Diego Ruzza. Nel dettaglio, ha spiegato l'assessore Ruzza, nel ripartimento dei fondi per provincia 21.090.693 euro andranno a Venezia. E la Giunta Comunale di Venezia ha approvato gli indirizzi per la concessione a Global Campus of Human Rights ETS di una porzione dell'immobile comunale denominato ex convento di San Nicolò, situato al Lido di Venezia in Riviera San Nicolò 26. Il provvedimento prevede l'affidamento del compendio mediante trattativa diretta a titolo oneroso per la durata di 9 anni, con l'obiettivo di garantire la prosecuzione delle attività istituzionali e formative dedicate ai diritti umani. L'ente opera da anni all'interno dell'ex convento di San Nicolò, dove organizza 8 master internazionali, tra cui il master europeo in diritti umani e democratizzazione, con il contributo di docenti provenienti da oltre 100 università di prestigio, oltre a seminari, attività formative e conferenze di livello globale che richiamano a Venezia studenti, istituzioni e personalità da tutto il mondo. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti, arrivederci.